Siamo al CPIA di Agrigento, oggi giornata conclusiva con un progetto Biblioteca nel Mondo. Ecco, si raccolgono i frutti di un anno scolastico. Ne parliamo con il dirigente scolastico, l'ingegnere Santino Lopresti. Sì, questo è il secondo anno. Noi abbiamo deciso già l'anno scorso che le buone pratiche che vengono attuate nelle varie sedi, perché non socializzarle e non metterle a disposizione di tutti gli altri docenti di tutte le altre sedi. Noi abbiamo 18 sedi in questa provincia, abbiamo le 2 sedi carcerarie, quindi potrebbe essere un lavoro poi dispersivo. Ecco allora che lo mettiamo assieme, lo socializziamo e lo presentiamo anche alla collettività, ai ragazzi, alle autorità, perché è giusto, come dire, che la rendicontazione sociale delle risorse pubbliche avvenga. Ecco, la gente deve sapere del perché noi spendiamo e come spendiamo questi soldi. Il leitmotiv è la biblioteca nel mondo, cioè noi abbiamo realizzato una biblioteca dei 5 continenti e quindi staremo, come dire, metteremo i libri che riguardano i 5 continenti. Questo vuol dire che chiunque cittadino del mondo può venire qui a trovare un libro classico del suo paese, un libro contemporaneo e perché no un libro anche dei ragazzi, quindi una fiaba, un gioco. Questo è un po' questo progetto, vedrete, avremo modo, abbiamo 500 ragazzi oggi con noi, insomma una bella iniziativa, penso che sia estremamente, come dire, importante anche per loro questo momento di gloria. Vi saranno alcune performance fatte dai ragazzi, le abbiamo ridotte al minimo in modo da poter, come dire, concentrare tutto in un tempo accettabile. Momento finale di un lavoro intenso che il CPIA ha fatto verso i ragazzi immigrati che hanno frequentato la scuola. Oggi è la conclusione di questo anno scolastico. Il CPIA è una delle scuole più interessanti, più utili nel panorama moderno dell'educazione, perché in tutte le province, naturalmente quella di Agrigento in modo particolare, svolge questo ruolo che lei ha già correttamente descritto di formazione dei giovani stranieri extracomunitari. Se vogliamo una vera integrazione dobbiamo offrire e naturalmente anche pretendere la possibilità di imparare l'italiano, le leggi che regolano il nostro paese, la cultura italiana e naturalmente la cultura in genere, che è un dono più prezioso che il sistema educativo possa fare ai nostri giovani. La Biblioteca del Mondo è il lavoro conclusivo di questa attività di integrazione fatta nel nostro territorio da parte dell'Istituto CPIA diretto dall'ingegnere Lopresti. Sì, oggi è un giorno memorabile per Agrigento e faccio i complimenti all'ingegnere Lopresti per aver raggiunto questo obiettivo. Si parla naturalmente di una biblioteca dei 5 continenti, è un evento inclusivo, espressione di un'accoglienza che il nostro territorio e che Agrigento riesce a fare. Vi ricordo che il dossier nostro di Capitale Italiana della Cultura è proprio incentrato sull'accoglienza, sul dialogo e sulle varie relazioni delle etnie del Mediterraneo. Penso che anche questo Santino Lopresti lo ha colto, ha compiuto un'opera e riesce a compiere giornalmente un'opera grande, quella dell'accoglienza e quella dell'integrazione dei nostri ragazzi con i ragazzi che vengono da oltre il Mediterraneo, affinché possano diventare tutti insieme cittadini italiani. Sì, siamo a conclusione, però è anche un momento quasi di anticipazione di un evento che ci sarà fra poco, organizzato dal centro, che è l'inaugurazione della Biblioteca del Mondo, qualcosa che è estremamente importante perché è un segno ulteriore di integrazione, è una biblioteca dove sono rappresentati tutti e 5 i continenti con volumi che sono dedicati a tutti i ragazzi divisi per fasce di età e anche per argomenti. L'integrazione è sicuramente il nostro focus su cui dobbiamo arrivare nel momento in cui andiamo ad accogliere nel nostro territorio in Italia dei ragazzi che provengono da altre nazioni, perché venire in Italia vuol dire anche costruire cittadini e la costruzione dei cittadini deve avvenire attraverso la scuola. La scuola è il primo gate per entrare appieno nella nostra società. È un momento di festa, ma anche un momento in cui raccogliamo ciò che abbiamo seminato in un anno di attività. Però questo anno in particolare si arricchisce di nuove iniziative, di nuovi momenti, perché avremo innanzitutto la Biblioteca del Mondo, che è qualcosa di nuovo, di unico e di particolare, in cui abbiamo raccolto libri provenienti appunto da tutte le parti del mondo. Sono
oltre i propri confini, quindi per conoscere letterature altre. Poi oggi ci sarà anche un momento in cui metteremo i ragazzi porteranno in scena le loro esperienze, le loro testimonianze. La nostra utenza è prevalentemente costituita da ragazzi migranti, quindi ci saranno esperienze, racconti drammatici ma anche più leggeri, avremo modo anche di cantare, di ballare insieme, ognuno porterà anche qualcosa dalla propria cultura. Quindi è un bel momento anche per salutare, per dare un primo saluto al nostro dirigente, l'ingegnere Santino Lopresti, che ci ha guidato per quasi 10 anni e che adesso è alla conclusione del suo percorso. Devo dire che ha seminato bene e quindi stiamo raccogliendo tutti bene, raccogliamo la sua eredità per portarla avanti. Sì, noi abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione con il preside Santino Lopresti, con il quale abbiamo già organizzato e distribuito dei giubbottini catarinfrangenti per tutte queste persone che spesso di sera camminano e non si riescono a vedere. Oggi stiamo realizzando questa cosa, ma noi abbiamo il progetto di fare dei corsi di sicurezza stradale a questi ragazzi, soprattutto sulla mobilità dolce, con del monopattino, della bicicletta, perché anche loro devono conoscere quali sono le regole e le devono rispettare come noi rispettiamo le regole.